manifestare per chiedere la pace? Da oggi mobilitazione permanente, la CGIL ha dichiarato lo stato d'agitazione sino a quando i governi di questo mondo non riescono a trovare il sistema per dire al governo israeliano che non sono i padroni del mondo. Stanno facendo atti terroristici nella qualità di capo di governo. Oggi a sostegno della missione di pace, di umanità della flottiglia che porta viveri e generi alimentari e in cambio ricevono le bombe, i droni che fanno attentati a queste navi e a queste barche che portano tanta solidarietà. Ecco, noi siamo pronti allo sciopero generale. Se il governo Meloni non la smette di consentire, assieme alla complicità del governo degli Stati Uniti, a Israele di comportarsi come i terroristi, la CGIL proclamerà lo sciopero generale nel nostro paese sino a quando non si troverà una soluzione per portare la pace in Palestina. Anche tu in piazza per manifestare, chiedere la pace? Siamo qua per manifestare, per chiedere la pace, siamo qua da esseri umani perché vogliamo costruire giustizia sociale, vogliamo costruire e dare un segnale di umanità, perché nessun conflitto può essere risolto ancora ad oggi con le bombe, con la sofferenza di vite umane e di bambini. Per questo noi oggi siamo qua, per lanciare questo messaggio di speranza, nella speranza appunto di pace e di risoluzione di questo genocidio che sta avvenendo a Gaza.